Oggi vi parlo di Antonio Simon Mossa, il padre del moderno indipendentismo. L'indipendentismo di Antonio Simon Mossa era un indipendentismo progressista e rivoluzionario che nasce negli anni 60 del secolo scorso. Un indipendentismo propositivo che aveva una sua progettualità in cui c'era il riconoscimento dell'etno-nazionalismo, del sovranazionalismo, del territorio, della lingua, della cultura, delle tradizioni popolari, cioè tutta una serie di materie, dell'economia, tutta una serie di materie che erano indispensabili per dare al separatismo una veste moderna in grado di interpretare i bisogni e le esigenze fondamentali di un popolo, di una nazione come la nazione sarda. È il primo che usa il termine nazione sarda, prima si parlava di regione. Di lui, di Antonio Simon Mossa, eminente uomo politico e di cultura, di spiccatissima moralità e spiritualità, attaccato alle radici sarde nel respiro del mondo, hanno parlato ormai tantissime persone, però queste persone non hanno mai tenuto in gran conto il fatto che Antonio Simon Mossa è stato quello che ha determinato l'uso in tutta Europa delle due espressioni indipendentismo e indipendentista al posto di separatismo o separatista, perché ha dato contenuti nuovi. L'altro era una gamba, una faccia dell'indipendentismo. L'indipendentismo di Antonio Simon Mossa ha due gambe e si muove perfettamente in sintonia con tutti i progetti. D'altronde, come indipendentista, il 3 febbraio del 1964 costituisce a Sassari il movimento indipendentista rivoluzionario sardo, il MIRSA, che prende una parola araba, al-Mirsa, che vuol dire il porto, che per lui doveva essere non soltanto il porto di partenza, anche se è essenziale, ma il porto di arrivo alla conquista dell'indipendenza nazionale. È il primo grande indipendentista della storia della Sardegna e la stragrande maggioranza degli indipendentisti in Sardegna non sa che i due termini indipendentismo e l'espressione nazioni senza Stato sono state create per la prima volta e adottate poi successivamente da tutte le nazioni senza Stato d'Europa, sono state create da Antonio Simon Mossa. Del MIRSA, naturalmente, oltre ad Antonio Simon Mossa, siamo stati coautori, cofondatori, sia il sottoscritto, sia poi Ferruccio Giannu di Laero, il mio padrino spirituale, ed Antonino Cambule di Paglia. D'altronde io ho pubblicato nel 1984 per la prima volta il testamento politico di Antonio Simon Mossa, Le ragioni dell'indipendentismo. È il primo documento importante che è una sorta di Vangelo, di libro sacro che gli indipendentisti dovrebbero conoscere possibilmente a memoria, perché è fondamentale per capire che l'indipendentismo è aperto al mondo, che guarda non soltanto all'interno della Sardegna, ma entra in relazione con tutti gli altri popoli oppressi d'Europa e con tutte le altre nazioni senza Stato d'Europa. È il primo che ha preso contatti con i rappresentanti politici e con i linguisti di tutta Europa. Il primo in assoluto. Prima di lui l'indipendentismo era soltanto separatismo, cioè un aspetto soltanto
di volersi separare soltanto per un fatto, per reazione a qualcosa che lo Stato aveva fatto contro gli interessi della Sardegna. Ciao a tutti, vi parlerò nella prossima puntata del raffronto tra la Sardegna e la Catalogna.